Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato, Batman Napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, voglio in questo video, che uscirà verso le 9:30, io lo sto registrando alle 9:15, andremo a pronosticare le partite di Serie A. Allora, partiamo dalla prima partita di Serie A, che andrà ad aprire appunto la 28ª giornata. Piccola parentesi, sarà allo stadio, probabilmente vi porterò la live della partita. Vabbè, Napoli-Torino, venerdì 6 marzo, ore 20:45. Secondo me è una partita che il Napoli in questo momento qua non può mai sbagliare, non può mai sbagliare perché è in ballo il terzo, secondo posto, magari si può lottare anche per un secondo posto, non si può sbagliare. Quindi il Napoli deve vincere. Io spero da tifoso napoletano che vinca il Napoli, quindi una vittoria secca per il Napoli per 2-0. Vanno al gol, non voglio dire, non voglio essere tanto scontato con un Romelu Lukaku, con un Erasmus Solin, però io vi direi che segnerà Olivera e poi segnerà chi può segnare? Giovane, formidabile. Il suo gol con la maglia, il suo primo gol con la maglia del Napoli in Serie A. Poi Cagliari-Como, dove seconda partita che si giocherà sabato, vincerà il Como per un 1-2 Como. Vanno al gol Faloruccio del Cagliari e per il Como secondo me farà doppietta Dovicas. Poi Atalanta Udinese, io direi un pareggio 1-0 perché l'Udinese dopo la vittoria di lunedì contro la Fiorentina con questa Atalanta non penso che possa fare tanto bene. Vabbè, ma però manco l'Atalanta può fare tanto bene. Poi Juve Pisa, gol di entrambe le squadre, non mi voglio rischiare né un X né un 1 né un 2. Lecce, aspettate un attimo che si è tolta la schermata delle partite, scusatemi un attimo, faccio un piccolo taglio. Lecce Cremonese, scusatemi se ci ho messo un po'. Lecce Cremonese, secondo me, vittoria per 1-0 per la Cremonese. Valgo l'ex di questa partita, cioè Baschirotto. Bologna Verona X2. Poi se è un pareggio 0-0, se è una vittoria per il Verona 1-0, 1-2-0 per il Verona. Fiorentina-Parma, io direi secondo me un, un 1-0 Parma. Ormai ci ho perso le speranze. La Fiorentina 1-0 Parma. Questo. Poi Genoa-Roma. De Rossi ex di questa partita. Secondo me De Rossi può far bene contro la Roma e quindi un gol di entrambe le squadre ci sarà lo stesso. Poi Milan-Inter, big match di serata, derby milanese. X. Io vi consiglio di giocarvi o l'X o il gol di entrambe le squadre per l'Inter se il gol può segnare Thuram e per il Milan secondo me Pulisic. Poi Lazio-Sassuolo, vittoria per il Sassuolo, gol di Pinamonti. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Nuovo sponsor, un canale Telegram che troverete qui sotto in descrizione, in pratica un canale che parla di Serie A, questo canale Telegram,
lo troverete qui sotto in descrizione. In descrizione anche il canale WhatsApp Mondo del Calcio e il World of Football. E vi consiglio di lasciare like e di iscrivervi al canale. In descrizione troverete anche il gruppo WhatsApp. Ciao, aggiù.